Forza Italia vuole cambiare pagina, anzi no. Pare questa la situazione del partito dopo il passo di lato di Berlusconi con i maggiori poteri ai coordinatori nazionali, Giovanni Toti per primo. Perché nonostante la decisione del fondatore e leader indiscusso e l'avallo delle primarie, allo stato attuale l'ultima parola su come si trasformerà il partito resta tra Arcore e il romano Palazzo Grazioli. E in queste impasse si trovano anche gli esponenti veneti del partito che, soprattutto dopo le recenti tornate elettorali, guardano con fiducia al cambiamento. Bisogna guardare avanti assolutamente. Il Presidente Berlusconi l'altro ieri, avendo fatto un incontro con tutti i parlamentari, l'ha anche dimostrato, avendo messo due persone, Totti e la Carfagna, e anche ora in questo momento si sta muovendo anche la Gelmini molto bene. Credo che si stia superando quell'ostacolo che fin qualche tempo qualcuno pensava che Forza Italia avesse, cioè di rimanere con vecchio e senza rinnovarsi. Dietro le quinte però si parla di polverizzazione del partito, con la corrente del governatore della Liguria pronta a entrare in Lega, mentre ci sarebbero trattative in corso tra la corrente Gelmini e il PD scomodo Carlo Calenda. In mezzo Mara Carfagna, che tenta con lo Stato Maggiore forzista di trattenere a sé l'una e l'altra parte. Il Veneto col nostro coordinatore Beldinelli sta puntando molto in alto. Credo che lui soprattutto stia dando una vera energia a questo partito, a questo Forza Italia. Tutto però adesso bisogna vedere a livello romano cosa si decide. E qui l'onorevole Baratto paventa una via veneta di Forza Italia, ovvero l'embrione di un partito territoriale sul modello trentino che porti avanti le istanze dei veneti. Non a caso Baratto incalza la nomenclatura milanese romana. Io credo che bisogna andare in mezzo alla gente, frequentare i territori come Forza Italia ha sempre fatto, ma soprattutto lo fa a livello veneto, a livello trevigiano. Questo sia davvero il modo per rilanciare questo grande partito.